Schio. Terminato il proprio turno di lavoro, un 46enne rumeno di Zanè ha pensato di festeggiare la Pasqua ortodossa assumendo sostanze alcoliche oltre il limite. Mentre stava transitando per via Tito Livio a Schio ha perso il controllo della sua vettura andando a urtare un'altra macchina parcheggiata sul lato destro della carreggiata. Gli agenti del consorzio di polizia locale Alto Vicentino intervenuti sul posto hanno eseguito l'alcol test scoprendo che l'automobilista aveva un tasso di quasi 5 volte oltre il limite consentito. È stato denunciato e la patente gli è stata ritirata. Borso del Grappa. Precipita col parapendio subito dopo il decollo dal Col del Puppolo e si infortuna. L'ennesimo incidente di volo lunedì sera, il soccorso alpino è entrato in azione tra il 12° e il 13° tornante della strada Giardino che sale da Semonzo sul Monte Grappa. Una pilota tedesca, 38 anni, era caduta dopo aver perso il controllo della vela finendo sopra una scarpata non distante dalla strada. Raggiunta dal personale del SUEM, la donna, con una sospetta frattura alla gamba, è stata medicata. Poi, una volta imbarellata, i soccorritori l'hanno calata per circa 4 metri e portata al pronto soccorso. Valdastico, carambola tra macchine in autostrada, una vettura è finita cappottata. Mattinata di passione quella sulla A4 tra Grisignano e l'Imbocco con la Valdastico. Code e incolonnamenti che hanno raggiunto i 6 km hanno rallentato il trasferimento di molti pendolari. Da chiarire la dinamica dell'incidente sta di fatto che alcune persone sono state portate in ospedale con ferite non gravi. Marostica. Un progetto per rendere la città scaligera e il suo territorio accessibili a tutti, eliminando le barriere fisiche, mappandole e cercando di superarle attraverso interventi comuni e attività. Questo è il progetto Marosticabile, promosso dalla città di Marostica col patrocinio della Regione del Veneto. Si tratta di una serie di azioni concrete sul territorio per sensibilizzare la cittadinanza al valore della diversità. Domenica 8 maggio in Piazza Castello, oltre alla prima caccia al tesoro fotografica dalle 9 alle 19, la piazza sarà animata con percorsi in carrozzina per normodotati, dimostrazioni di primo e pronto soccorso, 2 postazioni giganti del gioco Let's Play Different al quale tutti potranno giocare, laboratori di origami e tante altre iniziative.